L'esercito di terracotta è un insieme di statue collocato nel mausoleo del primo imperatore cinese Qin Shi Huang, che si trova nella città di Xi'an. Si tratta di un esercito simbolico, realizzato tra il 246 e il 206 a.C. e destinato a servire il primo imperatore cinese nell'aldilà, lo stesso che fece costruire la grande muraglia cinese. Scoperto fortuitamente nel 1974 da un contadino durante lo scavo di un pozzo, il grande mausoleo conserva statue in terracotta di 8.000 guerrieri, 18 carri di legno e bronzo e 100 cavalli. Fedele replica a grandezza naturale dell'armata che contribuì ad unificare la Cina. Le statue sorprendono per il loro realismo nei dettagli e per la varietà di posizioni delle mani e del corpo, dalle quali gli studiosi hanno potuto immaginare varie tecniche di combattimento dell'epoca, di fanti, alabardieri, arcieri e balestrieri, e per la sua straordinaria importanza è stato riconosciuto nel 1987 come bene protetto dall'UNESCO. Il brano, che adesso andremo ad ascoltare, si apre con un breve e lamentoso canto popolare che evoca i guerrieri dal loro sonno secolare. La musica poi cambia minacciosamente, mentre le statue prendono vita, marciando in avanti con le armi in bella mostra. Per l'esecuzione di questo brano sono stati appositamente costruiti da nostri amici e collaboratori due particolari ed inconsueti strumenti a percussione, quali la marching machine e il break drum, fondamentali per conferire il carattere richiesto dal compositore. Con questo brano vi portiamo simbolicamente in viaggio alla scoperta di quello che è il più importante sito archeologico della Cina e del fascino degli albori del suo periodo imperiale. Dirige il maestro Giorgio Cannistrà.
Grazie a Monica e Francesco per aver dato il loro prezioso contributo e non solo con la Merchant Machine.